sono nata con la passione per gli animali. Fin da piccola ero proprio la classica bambina che se vedeva un animale per strada lo voleva curare. Ho scoperto questa associazione che si chiama Cheetah Conservation Fund. Ho avuto il piacere di assistere a una conferenza della responsabile italiana di questa organizzazione no profit e le ho chiesto se era disposta a venire nel mio comune per parlarci di ghepardo e di Africa. Insieme ai ranger di Albignasego ho presentato il progetto all'amministrazione comunale che mi ha dato l'ok e oggi siamo qui questa sera per parlare di ghepardi e di Africa. La dottoressa Lori Marker ha voluto creare il Cheetah Conservation Fund per salvare il ghepardo dall'estinzione. Perché il ghepardo? Perché il ghepardo è un animale bellissimo, è il mammifero terrestre più veloce del mondo, raggiunge in pochi secondi di corsa i 110 km all'ora ed è un animale molto sensibile, ha delle fragilità anche a livello proprio genetico, per cui pian pianino tutti i capi lentamente si sono diciamo ridotti in tutti i continenti. Oggi l'Africa è il paese dove ce ne sono di più, ma in tutto il mondo ci sono solo 10, 11, 12.000 esemplari che sono rimasti. Oggi si parla tanto di biodiversità, di ecosistema, il ghepardo è una ricchezza non solo perché è un predatore magnifico, agile, flessuoso, pieno di fascino e di eleganza, ma perché la sua perdita significherebbe anche la perdita di tanti altri animali che sono collegati indirettamente o direttamente al ghepardo. Noi speriamo con la serata di questa sera di far sapere al pubblico di Albignasego di far conoscere questo animale a molte persone facendo un po' una carrellata su tutte le attività del centro e naturalmente cercando di sensibilizzare le persone perché magari vadano a fare il volontariato oppure facciano una piccola donazione, che comunque si interessino un po' a questi animali che sono così belli.